Finimondo in laguna la scorsa notte e tanta paura per un disperso, fortunatamente recuperato. Il forte vento di Bora, che ha cominciato a soffiare poco prima dell'una, accompagnato dai lampi e dai fulmini prima della pioggia, non ha solo movimentato il sonno di tanti, impegnati a chiudere velocemente le finestre mentre l'acqua delle onde invadeva le rive. C'è stato infatti anche un disperso in laguna per alcune ore. Un giovane era in barca con la fidanzata appena fuori dal centro, nella zona presidiata della chiatta Romano P, con la caratteristica struttura blu. Un colpo di vento ha sbalzato il ragazzo dallo scafo, gettandolo in acqua e trascinandolo fino all'area del porto commerciale. I vigili del fuoco, aiutati dai guardiani dello stabilimento CAM, lo hanno ripescato vicino al ponte del Musichiere solo alle 4:30 del mattino, aggrappato a un impianto per l'allevamento dei mitili. Tanta è la fatica nell'individuarlo, nonostante le sue urla di indicazione, deviate dal vento, e l'uso di un binocolo a raggi infrarossi, con il quale era stata individuata l'imbarcazione, a bordo del quale c'era ancora la ragazza, che poi è stata scortata a riva. L'uomo è stato condotto all'ospedale per accertamenti. Mentre si concludeva felicemente questa vicenda, altre due persone, padre e figlio pescatori che stavano dormendo nella loro barca, sono finite in secca sempre per causa delle raffiche di vento. Per disincagliarli sono arrivati sommozzatori da Mestre. Una terza imbarcazione, rimasta in acqua col motore in avaria, ha necessitato dell'ausilio di corde per essere tratta in riva. Oltre al recupero del disperso in laguna, è stata una notte di intensa attività per i vigili del fuoco di Chioggia, specie dopo l'improvviso maltempo passata la mezzanotte. La serata era iniziata attorno alle 20 all'isola dei Saloni, dove una centralina elettrica, in realtà un groviglio di cavi neppure coperto da una scatola, ha preso fuoco coinvolgendo l'edificio dove era ubicato. 4 famiglie e anche un ristorante sono rimasti senza corrente per alcune ore. Quando la Bora ha cominciato a infuriare, tutto il territorio è stato interessato dai suoi effetti. I vigili del fuoco sono intervenuti a Cabianca per alcuni cavi elettrici pericolanti e per rimuovere un albero caduto sulla strada Rebosola, forzatamente bloccata per diverso tempo. Poi nelle ore dell'alba sono stati sistemati degli infissi pericolanti a sottomarina e tegole ugualmente a rischio in via Cesare Battisti, la Calle Madonna del centro storico di Chioggia. Ma soprattutto l'ennesimo capanno agricolo dato alle fiamme in via Bembo. Il rogo, certamente doloso, è stato segnalato a mezzanotte e fino al primo mattino il fumo non era ancora stato domato del tutto. Ingenti i danni alla struttura, che ha riportato il crollo del tetto. Oggi è il primo giorno di pesca della vongola di mare, la Venus gallina. Questa è oltre che essere un prodotto sanissimo per chi è nato in mare, è anche una pesca ecosostenibile, perché il pescatore si dà delle regole, fa il fermo pesca e quando va a pescare pesca solo quelle di taglia consentita dalla Comunità Europea. Perciò buon appetito a tutti. Super lavoro ieri nelle località di villeggiatura per i sanitari impegnati nel progetto Vacanze Sicure. Attorno alle ore 18:30 un 55enne di Chioggia, mentre nuotava all'altezza della torretta 24, ha accusato un malore e si è inabissato. Subito soccorso dai bagnini e dagli infermieri presenti nell'ambulatorio dello stabilimento Gran Sostanco, ha ricevuto le cure dell'ambulanza che lo ha ricoverato in ospedale nel reparto di rianimazione. Le sue condizioni al momento delle accettazioni erano molto gravi, ora fortunatamente è fuori pericolo. Si tratta del quarto intervento per annegamento dall'inizio della stagione balneare. All'operazione hanno partecipato anche i carabinieri che frequentano la loro vicina spiaggia. Grave anche l'incidente occorso a Isola Verde, dove un risciò condotto da un quindicenne si è scontrato contro un'automobile. Il ragazzo è stato immediatamente soccorso dall'ambulanza di stanza nella località, in seno al progetto Vacanze Sicure. Le condizioni del giovane sono apparse subito gravi, tanto che è stato condotto immediatamente nella sala operatoria dell'ospedale. A volte ritornano. Stiamo parlando di Lucio Tiozzo, sulla breccia da circa 30 anni, prima col PSI e poi coi DS, infine nel PD, che di quest'ultimo è stato appena nominato vice segretario regionale. L'esponente Chioggiotto, già capogruppo del partito in consiglio regionale la scorsa legislatura, è tornato al lavoro nella cooperazione, ma evidentemente non ha resistito al richiamo della foresta, nella fattispecie all'offerta del segretario veneto Alessandro Bisato di mettersi ancora a disposizione del partito.
Tiozzo, che ha 61 anni, fa parte così con altre 9 persone del nuovo esecutivo chiamato a guidare il PD regionale verso gli importanti appuntamenti referendari e in seguito alle elezioni politiche del 2018. Una finestra su Roma? Ennesima location diversa per i concerti di musica da camera in programma in questi giorni nel centro storico. Stasera e domani, con inizio alle ore 21:15 a ingresso gratuito, il Festival Musica in Laguna d'Arte si sposta nell'auditorium di Calle San Nicolò, che sarà anche una delle sedi dell'imminente concorso pianistico Città di Chioggia, al via da martedì. A esibirsi ogni sera i giovani e a volte giovanissimi allievi che frequentano i corsi internazionali di alto perfezionamento strumentale, con docenti provenienti da tutto il mondo. Gran finale venerdì 14 luglio in Piazza Vigo, una serata concomitante con l'inizio della Sagra del Pesce. Volenterosi turisti e bagnanti hanno provveduto stamane, poco dopo le ore 10, a ripulire da calcinacci edili un breve tratto di battigia fra le torrette 8 e 10 del litorale, in corrispondenza degli stabilimenti Minerva e Nuova Marina. Il materiale di scarto era stato segnalato nei giorni scorsi, con grande pericolo per l'incolumità dei bagnanti, data anche la presenza di spuntoni di ferro. Bravi e grazie a quei cittadini non distratti che stamane si sono dati da fare, senza attendere i soliti scaricabarile delle competenze istituzionali. Ciao amici, buongiorno e buona domenica a tutti. Dunque, la nottata è stata movimentata da una grossa supercella temporalesca che ha preso forma nelle prealpi venete e friulane a seguito di infiltrazioni fresche ed instabili provenienti dal bordo settentrionale dell'anticiclone stesso. Ecco che dopo aver instabilizzato il tempo sui monti, scendendo verso sud ha trovato il giusto carburante nella grossa energia proveniente dalla pianura e anche dal mare. I temporali si sono estesi, divenendo poi un tutt'uno in una grossa supercella, la quale ha colpito ancora una volta tutta la fascia pedemontana, da Treviso al Pordenonese ed oltre, generando forti precipitazioni piovose, intense grandinate e forti moti vorticosi che hanno strappato rami ed interi alberi un po' ovunque. La nostra zona è rimasta ai margini delle precipitazioni piovose, ma non dalle conseguenze del vento. Difatti, alle ore 1:41 di questa notte si è registrata una raffica di ben 81,4 km/h in direzione nord, quindi tramontana, ma che però tramontana non era. Infatti questo vento è dovuto solo allo spostamento verso est del temporale che, ruotando sul suo asse centrale, generava forte energia chiamata in gergo tecnico outflow. Ancora una volta, mentre l'Italia intera brucia di calore, il Veneto e il Friuli si confermano le 2 regioni più piovose d'Italia. Ma venendo a noi alla previsione di oggi, vi posso dire che sarà ancora una giornata calda, serena e soprattutto energica dal punto di vista delle temperature, le quali torneranno ancora su valori tra i 30 e i 32 gradi almeno per tutto il pomeriggio. Attenzione, perché questa sera e questa notte le condizioni di forte instabilità si ripresenteranno sempre dai monti verso le pianure interne e poi per ultimo le coste. Come vi ho detto ieri, ancora una volta si conferma pericoloso la serata in quanto l'energia accumulata è notevole. Non si intravedono dei cambi di scenario piuttosto intensi in questa prossima settimana, ma ne riparleremo domani. Quindi buona giornata a tutti e buona domenica.